Alberto Vela, redattore delle edizioni Messaggero, ci presenta la collana degli Smart Books realizzata in collaborazione con la Fondazione Lanza. Sì, le edizioni Messaggero hanno da qualche mese iniziato la pubblicazione di una collana di libri che si contraddistinguono per il fatto di essere piccoli, agili, eleganti e per contenere interventi brevi. Normalmente sono libri a due voci proprio per favorire il dialogo e il confronto tra autori diversi. All'interno di questa collana, che si chiama Smart Book e che si contraddistingue per la copertina di colore rosso, è nata una serie invece verde, che già definisce green, e che è appunto in collaborazione con la Fondazione Lanza. Si contraddistingue perché in copertina c'è il logo, c'è una E che sta per etica, e perché all'interno della E è disegnata una città stilizzata proprio a indicare l'attenzione per l'etica civile. Si tratta di una serie che presentiamo proprio oggi con il primo di questi volumi, che si intitola proprio Etica civile Orizzonti. Dico che è il primo perché ne sono previsti molti altri proprio per rendere usufruibile a un pubblico il più vasto possibile, anche su tutto il territorio nazionale, le riflessioni, i progetti, i desideri, proprio il laboratorio culturale che la Fondazione Lanza sta mettendo in atto per quanto riguarda l'etica civile. È previsto anche un momento importante di presentazione di questi volumi della nuova collana al prossimo Salone del Libro di Torino, l'evento più importante dell'editoria italiana, e questo proprio perché le edizioni Messaggero, che ovviamente in quanto edizioni dell'ordine dei frati conventuali, quindi con un'attenzione francescana al bene comune, alla natura, al creato, voglio dare il massimo del rilievo a questa collana, e quindi ci teniamo a presentarla in quella sede prestigiosa.